Il tabellone degli arrivi è la migliore testimonianza degli effetti dello sciopero nazionale delle ferrovie in Veneto. Dei 18 treni previsti tra mezzogiorno e l'una, più della metà è stata cancellata, 10 su 18, tra cui 2 Freccia Rossa in arrivo da Milano e da Salerno. Ma i disagi sono anche nelle linee a percorrenza regionale, quelle utilizzate dai pendolari. Quando il treno non è stato annullato, possono registrarsi ritardi che arrivano anche all'ora. Questa è Venezia, ma situazioni di sofferenza si registrano ad esempio anche a Padova, lo snodo fondamentale delle linee ferroviarie verso Milano e verso Bologna e Roma. L'adesione alle notizie che ho io, ma anche qua a Venezia, si vede oltre il 70%. Lo sciopero è anche contro il rinnovo del contratto nazionale che non è riuscito a dare risposte in alcun modo, soprattutto nella parte economica per quanto riguarda neanche nell'organizzazione del lavoro, che in alcuni casi è peggiorata, e poi sulla sicurezza, sulle morti sul lavoro. Non riesce a dare risposte concrete. Curiosamente le conseguenze dello sciopero dei treni a Venezia sono principalmente negli arrivi. Le partenze segnano sì cancellazioni, ma non nei numeri che si registrano per l'opposto senso di marcia. Come dire, da Venezia si può partire, ma è difficilissimo arrivare ed oggi gli operatori che controllano il contributo d'accesso non devono certo fare gli straordinari. Lo sciopero è stato indetto da 2 sindacati di base, SGB e USB. Il contratto di lavoro sottoscritto dai sindacati confederali non li soddisfa e a giudicare dall'adesione allo sciopero non sono soli. C'è poi un problema che riguarda tutti, le aggressioni sui treni. Bisogna assolutamente migliorare le condizioni per i cittadini, ma ci vorrebbe una presenza continua delle forze dell'ordine sui treni, in qualche modo per tutelare i lavoratori da un lato e i cittadini. Non è possibile andare avanti in questo modo qui.